Oggi abbiamo presentato un bando importante con i 3 soggetti principali: Regione Veneto, che deve programmare le politiche, le imprese, quindi il territorio, e l'università, che è esattamente la ricerca. Le novità principali sono che ho voluto ricerca applicata: deve esserci sempre un'azienda a fare la domanda del proprio bisogno, o più aziende o settori, ma noi dobbiamo fare ricerca per aumentare la competizione delle nostre aziende. Primo bando che vale 3 milioni di euro. Ho fatto un intervento in cui ho definito gli attori del territorio, che sono la politica, l'industria e l'università. L'università il sapere, l'industria il saper fare e la politica il ruolo di coordinamento strategico. Tutti questi 3 elementi devono lavorare sul territorio affinché il territorio si sviluppi attraverso l'innovazione e la ricerca. I rapporti sono perfetti, le università sono molto coordinate, i contatti e i continui con la Regione Veneto sono definiti. Con Confindustria cominciamo a parlare, cominciamo a capirci nei linguaggi e negli obiettivi. L'innovazione si fa studiando, l'innovazione si fa ovviamente anche facendo, e dobbiamo creare un posto dove si studia e si fa. E queste 2 cose si fanno insieme, facendo ricerca e portando la ricerca poi proprio sulle imprese. Internet of Things, Big Data, tutte cose che creeranno mercati enormi nei prossimi anni. Dobbiamo cominciare, forse siamo già in ritardo, ma noi siamo anche capaci di recuperare terreno noi italiani, quindi dobbiamo cominciare a fare questo lavoro insieme per porre le nostre aziende, che sono aziende importantissime e secondo me capaci, molto capaci, di arrivare sui mercati con questi nuovi prodotti il più velocemente possibile. Quindi l'hub di innovazione serve per questo e serve poi per attirare anche i tanti bravi giovani usciti dalle nostre università e non solo, per ritornare qui a lavorare nel nostro territorio proprio in questo settore.